Il titolo del concerto è Lo spirito guida i nostri passi. Il concerto è, diciamo, molto semplice da seguire, in pratica è quasi tutto Handel, con una puntata per la musica nobile di Bach. Diciamo che questa in pratica è musica pop, ma solo che è musica pop della prima metà del Settecento, pop nel senso proprio di musica popolare. Eseguiremo una sinfonia di Handel. All'inizio e alla fine la versione iniziale è eseguita solo con l'organo e la versione finale è eseguita con tutti gli ottoni. Poi faremo una selezione di Handel della musica sull'acqua, un trumpet voluntary di Handel e alcuni brani di Bach, dove ci sono anche due pezzi tratti dalla suite per violoncello solo, che verranno eseguiti da Leonardo Meneghello, che è mio nipote. Il gruppo degli Ottoni dei Gonzaga è un gruppo di amici con cui suono spesso, è un gruppo molto affiatato. Ecco, come ripeto, il programma è molto leggero, durerà 50 minuti, non di più. Alla fine, prima dell'inizio della messa delle 18, come da consuetudine, ci sarà il canto comunitario Ad Este Fideles, con organo e ottoni.